Appuntamenti in agenda per domenica 13 aprile. Dalle 9 alla chiesetta di San Rocco a Rapallo si rinnoverà l'appuntamento con la tradizionale festa delle palme e dell'ulivo. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante organizza alle ore 13 nell'oratorio Incontra Giovani il pranzo della Domenica delle Palme. Il menù sarà tutto a base di pesce, stuzzichini, penne al sugo di triglie, frittura e patatine, oltre a dolce, vino, caffè e digestivi. Ci sarà anche il menù dedicato ai bambini con pasta, bastoncini di pesce, patatine e dolce. A Villa Quirolo a Rapallo si terrà la presentazione del libro di Giulia Leone La forza della vita alle ore 16. Modera la scrittrice Marcella Nigro. Si conclude Casa del Pensiero 2025 con il seminario alle ore 16 dedicato alla storia e al teatro nella cornice di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Sempre a Santa Margherita Ligure si tiene il concerto dell'associazione musicale Canticorum Giubilo Zoagli, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, nella suggestiva cornice della Basilica di Nostra Signora della Rosa, appuntamento alle ore 16:15. Alle 17 nell'Auditorium San Francesco a Chiavari si terrà un racconto di mare tridicino di Andrea Camilleri, agli strumenti musicali Roberto Catalano. Tra aprile e inizio maggio si terrà la mostra della giovane fotografa di Sestri Levante, Aurora Sanna. L'esposizione, allestita nella sala espositiva al secondo piano di Palazzo Fasce, si intitola Disordine apparente. L'inaugurazione è prevista alle ore 17 con ingresso libero. Fino ai primi giorni del mese di luglio, il Grande Albergo, in via Vittorio Veneto numero 2 sul lungomare di Sestri Levante, ospiterà la personale di pittura di Francesco Cassanelli dal titolo Magico Tigullio. Appuntamenti in agenda per lunedì 14 aprile. Lunedì alla riscoperta della cultura con Primavera al Museo, il progetto promosso dalla Direzione Regionale Musei Liguria che prevede aperture straordinarie ogni lunedì. Aderisce all'iniziativa anche il Museo Preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia, orario di apertura dalle 8:30 alle 13:30. Al Cinema Sivori di Genova alle ore 16 è in programma Of Caravan and the Dogs, proiettato in russo e in inglese con sottotitoli italiani. Libri Umani parlano di disabilità nel nuovo appuntamento con la Biblioteca Vivente, previsto dalle 16:30 alle 19:30 ai Giardini Luzzati, in piazza Giardini Luzzati numero 1 a Genova. Torna in prima visione un classico della fantascienza, un cult senza tempo, Blade Runner di Ridley Scott, uscito nel 1982 e proposto nella visione Final Cut del 2007. Sarà possibile vedere il capolavoro cinematografico alle ore 18:45 al Circuito City in Vico Carmagnola a Genova. Max Manfredi presenta in anteprima nazionale Dino Campana, Simbolo, al Pieve Ligure Art Festival, in scena insieme al chitarrista Luca Falomi. L'appuntamento è alle ore 21 al Teatro Michele Massone di Pieve Ligure nella città metropolitana di Genova.